Ciao ragazzi, benvenuti nel bellissimo borgo di Cibiana, in Cadore, nel Bellunese. Qui la storia è raffigurata sui muri delle vecchie case. Sono circa una sessantina i murales sparsi in ognuna delle 3 frazioni di Cibiana. Un borgo che è già bello di suo, quindi queste raffigurazioni lo impreziosiscono ancora di più. E sapete perché esistono? Oggi la chiameremmo un'attività di self-made marketing, perché furono il frutto di un'intuizione di Osvaldo D'Acole e Vico Calabrò. Dissero a un certo punto, circa una quarantina d'anni fa, questo paese sta morendo, la gente va via. Troviamo un modo per far sì che rimanga. Diamo loro una speranza, e quella speranza si chiamava turismo. Quando io venivo in Italia, passando per la Baviera o per i paesini dell'Austria, incontravo tantissime case decorate cioè dipinte con motivi però religiosi. E ho telefonato a Vico, ci siamo dati appuntamento, penso allora esisteva un bar a piedi, il Bosco, ci siamo dati appuntamento in questo bar e ne abbiamo discusso, le ho offerto, cioè le ho manifestato la mia idea di decorare le case, le vecchie case del paese di Cibiana. Perché Vico si manifestò subito entusiasta e da quello che con un grande uomo di cultura e di pittura che è, ha capito subito come avrebbe dovuto essere condotta, per cui ha detto sì, hai ragione, ma non facciamo 10, 15, 20 artisti una volta e poi finita la storia, ne facciamo solo 2, 3 all'anno, in modo che ogni anno cresce uno di più, 2 di più, però si parla ogni anno di questa cosa. E così infatti abbiamo fatto. Lui ha detto, senti, facciamo anche una cosa, visto che andiamo a decorare solo le case vecchie, i temi che verranno raccontati saranno quelli legati alla storia di quella casa. E questa è stata la grande idea di raccontare la storia di gente minima, piccola, ma la storia di tutti i giorni, dell'uomo, di tutti i giorni di questi. Ecco, questo ha affascinato tutti, in Italia e all'estero, perché sono arrivati anche dal Giappone a dipingere sulle case da Cibiana. Vedete questo murales? Raffigura la processione del Corpus Domini del 1982. E queste persone ritratte sono esattamente i residenti, molti dei quali purtroppo oggi non ci sono più. Ed è sempre comunque la loro storia che rivive nei muri delle case. Il vecchio artigiano che passa al nipote il suo campionario perché questa tradizione possa continuare. Ecco, qui sta il significato del dipinto. Di qua invece abbiamo la possibilità di vedere la forgiatura in se stessa, ma questo è il nocciolo della questione, la continuità, non fermarsi, ma la continuità noi oggi la troviamo nella impresa RB qui, una bellissima fabbrica che dà lavoro a una sessantina di persone ed è la conseguenza oppure lo sviluppo di quello che sono state queste persone. Luciano Tedesco ha illustrato come con la vecchia slitta si portavano i tronchi a valle, infatti il titolo è Tronchi a valle di Luciano Tedesco. Allora c'erano i cavalli, non c'erano i trattori, non si potevano portare le case lassù per bruciare la legna e riscaldarla, o le mucche l'inverno a mangiarsi il fieno nei fienili, bisognava per forza di cose portare i materiali in paese. E esistevano queste slitte che sono tutt'altro che leggere perché una pesa 25 kg. Bisognava portarsela lassù magari con 50-60 cm di neve fresca, caricarla con quintali di roba e poi portarla giù, ma venne giù, il peso spingeva e non era facile, si mettevano sotto delle catene
e si cercava di fare in modo di arrivare sani e salvi in paese. I murales raccontano la storia di Cibiana, che spesso è una storia fatta di dolore, di sofferenza, con un tema particolarmente forte, che è quello dell'immigrazione, che ha interessato moltissimo Cibiana e molti altri paesi del Cadore e del Bellunese. Lo stesso Osvaldo per 52 anni è stato emigrato in Germania perché anche lui, come tanti suoi colleghi, era un gelatiere. E l'immigrazione è un tema ricorrente nei murales perché è un fenomeno ancora molto sentito anche dai residenti, anche da coloro come Osvaldo che sono tornati e anche da quelli che tornati non lo sono più, ma la memoria di questa terra la conservano tuttora. Questa è la storia di Guglielmo. Guglielmo ha seguito i genitori in Argentina, era giovane, era mio amico, andavamo a scuola insieme e mi sembra ancora di vivere quel giorno che è venuto a salutarmi, che partiva. È arrivato in Argentina anche lui per produrre e vendere gelati insieme al suo papà. Non è stato chissà che fortunato come vita. Era riuscito a sposarsi, ha avuto da questa donna argentina 2 bambini, un figlio e una figlia, ma lui è morto giovane. Per ricordare questo sacrificio dell'immigrante che muore magari sognando di tornare, abbiamo invitato un curdo e infatti i telegiornali ne parlarono, il quale interpretò il dramma dell'immigrante in questa maniera. Vedi il cavallo disarcionato? Quando tu in arte vedi un cavallo disarcionato vuol dire che il cavaliere è morto. Ma però c'è anche la lampada di Aladino, ci sono anche i miracoli. La lampada di Aladino ha fatto un miracolo. La figlia di Guglielmo, che ha sposato un argentino doc, si è ricordata che a Cibiana aveva la casa di suo padre ed è tornata a Cibiana nella casa di suo padre e questo argentino che è un lavoratore ha lavorato, ha messo a posto la vecchia casa di Guglielmo, ne ha aggiunto ancora qualche cosa, hanno fatto nascere 2 bambine che sono la speranza del paese. Ecco, in questo caso questo dramma si è concluso in maniera felice. Qualche cosa, e la cosa forse più importante, l'eredità di Guglielmo è tornata a Cibiana. Questo dovrebbe essere il vero significato, la vera cosa, cioè andarsene, abbandonare ciò che si è avuto. È molto triste. Avere la forza e il coraggio di ritornare mi sembra che dovrebbe essere il traguardo di tutti coloro che vanno. Ti emoziona questa cosa, vero Osvaldo? Sì, tanto, perché sono stato anch'io 50 anni emigrante, anche se uno di quegli emigranti che ha avuto fortuna perché tornavo ogni anno, però ho avuto anche i tempi duri dei primi anni, quando so quanto era difficile tornare, magari a volte si avevano appena i soldi per tornare l'inverno e non si sapeva più come fare a ripartire la primavera. Questo è accaduto a tanti, non solo a me, non solo a noi, direi a quasi tutti. Però con la tenacia si è riusciti a vincere la battaglia, infatti avevamo costruito una bella cosa, tra questo anche i murales di Cibiana. Questa è la chiesetta della Madonna del Carmine ed è qui che Osvaldo decide di raccontarmi una storia particolarmente toccante che vede protagonista le donne. Queste donne erano delle baglie che andavano a dare le loro tette ai figli delle famiglie ricche, quelli che proprio non avrebbero avuto bisogno perché potevano vivere lo stesso. Ma abbandonavano il loro bambino qui per andare a racimolare qualche centesimo, a volte costrette, mandate magari dalla famiglia dove loro erano andate spose, a volte perché magari il marito era lontano sulle segherie a lavorare e lei era arrivata lì dove conviveva magari con cognati, cognate, suoceri e suocere, magari una decina di persone, bimbi, un po' di tutto. A volte succedeva anche che queste povere donne, tornando, non trovavano più il proprio bambino, era morto magari di stenti. A volte, anzi molto spesso, venivano abusate
datori di lavoro dove andavano a finire. E io quando passo di qua, devo confessarlo, mio malgrado, non sono un gran credente, ma non posso fare a meno di inchinarmi a queste donne che alla fine del 1700, con i risparmi dei risparmi, mettendo insieme quel poco che riuscivano a rubare da quello che percepivano, sono partite qui a piedi, sono andate in Val Gardena a comprare quell'opera che forse non sarà bella artisticamente parlando, ma che parla. Non hanno portato una Madonna allegra, hanno portato una mamma col figlio morto in braccio. La pietà, questa è una cosa grande. Ma tu, Osvaldo, se dovessi scegliere di dipingere un murales, che tema faresti? Bella domanda, perché sai, io amo anche dipingere, ma quello che faccio io non lo mostro a nessuno. Ecco, sai, io farei una donna incinta a rappresentare Cibiana, sullo sfondo di questa Cibiana che l'andasse di nuovo a popolare. Ecco, una grande madre, Certo. madre. Cibiana ha bisogno di questo. E io te lo auguro di tutto cuore a te e a tutti gli abitanti di Cibiana, Grazie. che è un borgo bellissimo, ragazzi, dove si respira proprio la vita dimensione d'uomo. Fateci un salto, ne vale la pena. Grazie della tua guida anche umana, Osvaldo. Grazie. Ci vediamo alla prossima cantierata. Ciao ragazzi. Grazie a te.